Presidio della Coldiretti in difesa del Made in Italy oggi e domani al valico del Brennero, dove almeno 2000 agricoltori si sono dati appuntamento nell'area di parcheggio della carreggiata sud della A22 per fermare e controllare camion e tir che, secondo i manifestanti, trasportano prodotti che poi vengono spacciati per Made in Italy anche se prodotti in altri paesi. E così, in collaborazione con il NAS dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia, vengono fermati ad esempio un camion di pancette con etichette praticamente illeggibili, 5 tonnellate destinate a una ditta di Verona, un tir polacco di mozzarelle tricolore, cagliate dalla Lituania, verdure dalla Svezia. Attenzione, fate aprire. Controllati anche 215 quintali di scarpe e numerosi carichi di tessuti. Il Brennero non è altro che il modo più lapalessiano per far toccare con mano ciò che avviene. Entra di tutto in Italia e tutto diventa italiano, a scapito dei nostri allevatori, a scapito dei nostri produttori di frutta, a scapito dei nostri coltivatori. Oggi al Brennero erano presenti le delegazioni di Venezia, Verona e Vicenza, che domani saranno rimpiazzate da quelle di Rovigo, Padova, Treviso e Belluno. Tiriamole su tutte le bandiere, tutte le bandiere. Gli agricoltori chiedono di riscrivere le normative e di proteggere molto di più il prodotto italiano. Attualmente basta indicare lo stabilimento di produzione, non la provenienza delle materie prime, e così, secondo Coldiretti, 3 cartoni su 4 di latte a lunga conservazione venduti in Italia sarebbero stranieri. Noi chiediamo innanzitutto che si riscrivano le regole dell'etichettatura, le regole che in qualche modo portano all'origine dell'etichetta su tutte le produzioni. L'unica strada percorribile sembra essere, secondo Coldiretti, quella della etichettatura obbligatoria fin dall'origine, all'insegna della trasparenza per i consumatori, che devono sapere da dove è partito il prodotto e dove ha inizio la catena produttiva che lo porterà poi in Italia, con il Veneto che rischia di essere tra le regioni più penalizzate a livello nazionale. Tutto viene confuso con prodotto italiano. Vogliamo che il sistema sia un sistema che tracci tutto il percorso, che dia chiarezza e dia trasparenza al consumatore e ai nostri produttori veneti, che sono quelli che pagano spesso lo scotto più ampio, avendo un'agricoltura più diversificata.